Nel Medioevo in Italia si parlava latino e atteggia era il termine per capanna. Mantova era divisa in 3 isole. La più piccola era denominata Teieto, abbreviata poi in Te, ed Atteggia era il toponimo d'origine. I Gonzaga fecero bonificare le zone paludose e nell'isola suddetta, attorno alla metà del 1500, Giulio Romano, pittore ed architetto, fu incaricato di realizzare un'isola felice in cui riparava Federico II di Gonzaga con la sua amante Isabella Boschetti per riposare dalle incombenze pubbliche. Il palazzo, ad un piano, diciamolo subito, è troppo basso, è troppo lungo. Un quadrato con un giardino all'interno, 2 peschiere rettangolari, un ponte per accedere ad un altro giardino quadrato, un tempo un labirinto, concluso da un porticato ad esedra. Una bizzarria. Siamo peraltro nel barocco, accentuato dalla presenza di eccellenti affreschi in uno dei lati, un tempo destinato a scuderia. Ernst Gombrich lo definì un palazzo sregolato. Serlio, l'architetto, una mescolanza di forme distribuite, incompiute, insomma, una catastrofe di forme. Una bella catastrofe. Entriamo ad ammirare gli affreschi a passo lento. Avendo ospitato equini, la sala dei cavalli è quanto mai appropriata. Sotto un Ercole in groppa ad un leone tricranio ostinato si esibisce un berbero a grandezza naturale. Per artifizio sembra essere nella sala, dopo aver sgambettato nel retrostante paesaggio. Si confronta con quello bianco, assai meno leggiadro, come d'altronde il paesaggio che, ravvicinato, schiaccia l'equino. Alzando lo sguardo al soffitto a cassettoni, si vedranno lucertole acrobatiche, simbolo di resistenza al fuoco, quello della lussuria, cui Federico compiaceva soggiacere. A Psiche è dedicata la stanza seguente. Sotto la scritta Gonzaga troneggia un Polifemo che di occhi ne ha 3. Non sapevamo suonasse la siringa pascolando gli armenti, certo che qualcosa lo turba, sta inveendo. Lo disturbano i pettegolezzi di Aci e Galatea, da lui ben lontane, vicino al mare? Si deve supporre che il gigante di orecchie ne dovesse avere almeno 4. Finalmente, il programma pittorico nella versione di Apuleio. Ma dov'è? C'è un olimpico banchetto e, se ci è permesso, proviamo ad entrare. Da ogni dove giungono doni e provviste su una giraffa e su cammelli. Un elefante pare debba reggere una colonna del soffitto. Nel mezzo della sala, come in una casa borghese, vettovaglie in argento ed oro fan da decoro. Attorno al tavolo, peraltro vuoto di pietanze, riconosciamo un Orfeo che riceve una corona, Bacco con Sileno
ebbro ovviamente, retto da un satiro, a destra una Venere con un angelo caduto. Mercurio con le ali sul dorso, mai l'abbiam veduto, è un Lucifero, il più bello degli arcangeli, ci potrebbe stare. Lui, della coerenza mitica, si sta lavando le mani. Ma Amore e Psiche dove stanno? Sopra angiolotti rullanti, cantores e l'organista musicante? Lì si svolge la commedia? Nelle lunette di Sottovenere, informata della bellezza suprema di Psiche, trama vendetta con Giunone che ascolta e, paziente, acconsente a Mercurio di creare il tramaccio. Dobbiamo riconoscere la somiglianza con quello prima visto a scacciare Lucifero dall'affresco. Nei riquadri superiori, il messaggero mendace suggerisce alle sorelle della bella di insinuare il dubbio che a letto con lei non sia un essere divino, bensì un bruto simulatore. Lei, dopo l'amore che fa assopire persino amore, accende un lume ed, ai lei, una goccia di cera bollente risveglia l'amato, che, essendo amor, a nessuna amata negligenza perdona. Insomma, per una goccia di curiosità si ruppe il filo, ma Giove, che tutto vede, e se non vede, provvede Giunone, che, potendo, caccerebbe Venere all'inferno, saputo il trucco, rimedia. E i due tornano, anzi salgono con carro trainato da candidi cigni all'Olimpo, ove riprende la festa. Gli dei ringraziano Mercurio con le ali ai piedi, per cui rettifichiamo la correzione ed invero temiamo di aver perso la bussola, e mentre Giunone ringrazia il messaggero, sulla nostra sinistra una ninfa vuota le anfore per sostituirsi in fretta al cigno e sarà eletta da Giove alla prosperità con nome Letta. Ci rassicura che dopo tanto trambusto raccontato nelle lunette, Psiche che prega e spiega a Giove e a Giunone le prove superate che Apuleio ha trascurato di narrare. Vinti draghi, confortata da Giove in veste ufficiale d'aquila militare, finalmente s'addormenta sotto l'ala dell'amor amato. Resta la sala dei giganti, ove Giove lascia sul trono la sua medaglia e scaglia fulmini rovesciando il mondo addosso ai giganti ribelli. Ma come spesso, anzi sempre accade, questi, bene o male, se la cavano, mentre per gli umani, nelle lotte di potere, celeste o terrestre, sono comunque nei guai. Qui ci lasciamo. Di bizzarrie ce n'è un po' per tutti i gusti, in quantità eccedente i nostri.